Ciao Putei. E nonno vi conta, assieme qua al mio orso, guarda che bello sempre là che mi guarda. E a fiaba di un cuo, così, è a notte di Halloween. Ciò, si dice che a notte di Halloween tutte le creature fatate, quelle buone o quelle cattive che sia, e va tutte in giro per il mondo a spasemare gli uomini e a fare incantesimi difficili dopo da cavare. E la gente per questo ha paura di stanotte pericolosa e preferisce di non versi a porta a nessuno, anche se sono pochi quelli che si azzarda a mettere fuori il naso della porta in stanotte. Una volta due giovani contadini io ho scommesso con due amici che durante la notte di Halloween sarei andati e tornai fino al vecchio mulino abbandonato perché non aveva paura di niente e di nessun diseguagliori. A mezzanotte ciò, si andai fuori di casa e si andava via camminando tranquilli tra fuochi fatui, sussurri misteriosi. E quando arrivai al mulino, io ho visto che era ciò tutto illuminato e io ho sentito musica e strilli a venire fuori dalle finestre. Che era una gran festa e si capiva benissimo che i ballerini non dovevano essere umani. Cioè, la musica era proprio irresistibile e i piedi giovanotti, io cominciai a muoversi per conto suo e lui cercava di trascinarli dentro il mulino. Uno di due si sta svelto a stropparsi le orecchie e si riuscì a correre fin a casa, ma l'altro si va a s'acciappare da danza e si andava dentro facendo salti e piroette davvero strabilianti. Da quel momento non si capisce niente di più. Tutti dicevano che fate e si aveva portato via, però ben che stava, perché a Halloween è meglio non andare in giro di notte. Halloween. E il suo amico però non voleva darsi per vinto. E quando che si sta l'anno dopo Halloween un'altra volta, si torna anche lui a guardare il vecchio mulino. Ma stavolta gli aveva portato con lui una Bibbia che lo avrebbe protetto da ogni magia di quelle cattive. E quindi non si è spaventato quando, come che l'anno prima, che ha visto le finestre illuminate e che ha sentito che la musica indiavolata. E che ha guardato fuori dalla finestra e che ha visto il suo amico che ballava come un matto insieme ai fatte, ai folletti, ai diavoli. E non pareva neanche stanco, non pareva. E ora gli ha buttato dentro per la finestra e la Bibbia e subito tutte le luci si gastuà e la musica si finia. E così il giovanotto si sta libero e che potesse tornarsene a casa, ma di quello che gli aveva fatto e dell'anno che gli era sta via e dove che gli era sta, non gli ha mai visto parlare con nessuno. Ciao Putei, alla prossima.